il comandante Alexander era il comandante di tutte le operazioni militari e a noi non conveniva affatto, anzi ci sarebbe stato altamente nocivo rompere anche formalmente con questa disciplina che del resto noi invocavamo in generale per tutta la guerra partigiana. Per cui mi dovetti destreggiare, diciamo così, attraverso una interpretazione che non ho nessuna difficoltà a riconoscere un'interpretazione capziosa delle parole. Attraverso questa interpretazione trasformavo quelle direttive che potevano sembrare di liquidazione, di ritorno a casa, in direttive di azione. Luigi Longo, dirigente di primo piano del Partito Comunista Italiano, è stato indubbiamente anche uno dei costruttori della democrazia repubblicana, sebbene questo secondo elemento raramente venga messo in luce. Eppure Longo era stato al vertice della lotta di liberazione, non soltanto delle Brigate Garibaldi organizzate dal PC assieme a Pietro Secchia, ma anche della struttura unitaria della Resistenza, ossia del Corpo Volontari della Libertà, assieme a Ferruccio Parri e al generale Cadorna. Dunque, anche durante la lotta di liberazione la sua funzione unitaria era stata molto importante. A liberazione avvenuta, Longo è tra i principali dirigenti del PC, sarà in qualche modo il braccio destro di Togliatti, viene eletto vice segretario del partito ed è tra coloro i quali si impegnano per affermare la linea del partito nuovo, ossia di un partito che tenta di andare al socialismo per via democratica, come poi sarà affermato a chiare lettere nel 1956. È un costruttore di questo nuovo partito e si dà da fare, lui che era stato appunto uno dei leader della lotta partigiana, per superare i metodi partigiani che ancora resistevano nell'immediato dopoguerra tra i quadri del partito, quella che egli stesso in una riunione della direzione definisce la malattia del mitra, e quindi per cercare invece di portare tutte quelle energie nell'alveo della mobilitazione di massa e della via democratica. Longo lo dice esplicitamente in un discorso che tiene a Vercelli nell'estate del 45. Quello che fa paura ai reazionari, afferma, non è un'insurrezione che nessuno prepara, e quindi si replica tutte le voci, gli articoli di giornale che invece in qualche modo accusavano continuamente i comunisti di star preparando una insurrezione, ma è proprio la nostra politica di unità e ricostruzione nazionale. Essi sentono che la democrazia li uccide e fanno di tutto per screditarla, comprometterla, annullarla. Ecco perché dobbiamo essere difensori accaniti della democrazia. Democrazia vuol dire volontà del popolo e oggi il popolo è decisamente per la liquidazione di ogni privilegio. Dunque questa opzione, questa scelta strategica non è soltanto finalizzata a evitare di cadere in provocazioni, ma è anche una scelta che dimostra una forte fiducia nella democrazia, nel metodo democratico, con la consapevolezza che il progresso democratico si lega strettamente al progresso sociale, quindi a un cambiamento anche dei rapporti di forza economici e sociali all'interno della nuova Italia. Longo dunque si batte per evitare che nel secondo dopoguerra si possa creare una situazione simile a quella del primo dopoguerra, del 19-20, con una situazione di disordine e di conflittualità incontrollata che in quel caso, nel caso del primo dopoguerra, aveva aperto le porte al fascismo e che adesso rischiava in qualche modo di tagliare le gambe alla nuova democrazia italiana proprio nel momento in cui stava sorgendo. E però è anche molto attento a fare in modo che questa nuova democrazia sia effettivamente rinnovata. Intanto difende i partigiani dai processi che cominciarono e dalle accuse che cominciarono a fioccare già subito dopo la liberazione, ed è noto un suo discorso che ha questo titolo emblematico: si libera Borghese, si processano i partigiani.
e poi cerca, con la sua azione politica, di far sì che una serie di organismi nati appunto nel fuoco della lotta di liberazione, a partire dai CLN, dai Comitati di Liberazione Nazionale, ma anche dai consigli di gestione dei lavoratori nelle fabbriche, possano possono avere una cittadinanza anche nella nuova Italia che si va costruendo. I CLN, per esempio, secondo lui dovevano avere un ruolo importante nella ricostruzione. I consigli di gestione avrebbero dovuto essere legittimati e riconosciuti per legge. Quindi questa è una linea che certamente va nel solco della linea togliattiana della democrazia repubblicana come democrazia basata sulla centralità del Parlamento e dei partiti di massa, ma che al tempo stesso sottolinea l'importanza di questi organismi democratici di base che possano appunto rafforzare il tessuto democratico del paese. E questo ruolo di Longo, costruttore del Partito Nuovo e anche attento assertore e promotore della via democratica al socialismo, emerge anche in alcuni frangenti drammatici, come appunto la fase dell'attentato a Togliatti nel luglio 48, con le mobilitazioni di massa, gli scioperi spontanei e anche gli scontri di piazza che avvengono in tutto il paese, e in quel frangente saranno proprio Longo e Secchia a tenere nelle loro mani le redini del partito e a evitare, assieme a tutto il resto del gruppo dirigente, che la situazione precipiti verso scenari di guerra civile. Longo dunque insiste molto anche sul ruolo pedagogico che il partito, il suo gruppo dirigente devono avere verso masse molto ampie di lavoratori, lavoratrici. Sappiamo che il PC in quegli anni raggiunse 2 milioni di iscritti e quindi il ruolo del gruppo dirigente del partito è per lui anche un ruolo di educazione di queste masse alla politica e alla nuova democrazia che si andava costruendo. Longo tra l'altro è presente in tutte le istituzioni che vengono appunto costruite dopo la fine della guerra, dalla Consulta Nazionale all'Assemblea Costituente, alla Camera dei Deputati, dove egli è più volte parlamentare, sempre avendo una grossa attenzione alle istanze materiali concrete dei lavoratori, da temi apparentemente minori come l'abolizione dei dazi sul vino a riforme di carattere strutturale come quella della previdenza sociale, su cui Longo insiste molto. Al tempo stesso, in questa azione pedagogica del partito, Longo è molto attento anche al terreno comunicativo ed è sua, per esempio, l'idea di un rotocalco politico popolare come Vie Nuove, che vede la luce appunto nell'immediato dopoguerra e che sarà uno strumento di straordinaria modernità, un rotocalco che aveva firme eccellenti di scrittori, giornalisti, registi importanti nel mondo culturale italiano e che al tempo stesso era un rotocalco popolare con illustrazioni, vignette, disegni, notizie sportive, oltre naturalmente all'elemento dell'analisi politica. E quindi questa attenzione al terreno comunicativo è un altro elemento di grossa modernità. Longo poi per vari anni è alla testa della sezione lavoro di massa del partito e quella sezione di lavoro gli consente di avere una conoscenza diretta dei cambiamenti che avvengono nei processi lavorativi, nel tessuto sociale ed economico della società, e quindi non a caso è tra i promotori di quel convegno sui lavoratori e il progresso tecnico che il PC e l'Istituto Gramsci realizzano nel 1956 e che è uno degli elementi proprio di aggiornamento dell'analisi del PC in quella fase. La sua azione per il rinnovamento del partito emerge anche proprio nel 1956 Longo in qualche modo anticipa alla vigilia dell'8° congresso che si tiene alla fine di quell'anno un tema e un concetto che poi ritroveremo nei documenti congressuali, ossia della Costituzione repubblicana come programma stesso del partito. E dunque in questa formula in qualche modo le due componenti, i due elementi, il programma del PC per la via democratica al socialismo e il progetto costituzionale, la Costituzione programma che si era appunto scritta durante il periodo costituente, trovano un loro punto d'incontro.
Nel 1964, alla morte di Palmiro Togliatti, Longo, che ne era stato vice segretario e più stretto collaboratore per circa 20 anni, gli subentra come segretario generale del PC, e la sua segreteria sarà piuttosto diversa da quella di Togliatti. Longo darà grande spazio alla collegialità, si riterrà sempre un primus inter pares all'interno del gruppo dirigente, però al tempo stesso connoterà la sua leadership anche di gesti innovativi e anche direi molto coraggiosi. Citiamo per esempio la decisione di pubblicare il memoriale di Alta, che viene annunciata durante l'orazione funebre di Togliatti, quindi un documento riservato che diventa invece un documento politico che avrà un'importanza notevole nello sviluppo della storia del PC, ma anche l'inizio del dialogo con la SPD di Willy Brandt, o l'apertura forte al movimento studentesco, l'incontro con gli studenti e la piena legittimazione del movimento studentesco come soggetto politico con il famoso articolo su Rinascita. L'invenzione, potremmo dire così, degli indipendenti di sinistra, quindi il dialogo con Ferruccio Parri, col dissenso cattolico, col gruppo dell'Astrolabio, che era cominciato anche sul terreno della lotta democratica durante il periodo in cui era emerso lo scandalo De Lorenzo, lo scandalo dei fascicoli Sifar, e lì vediamo un'azione unitaria condotta appunto da Longo, Parri e il gruppo dell'Astrolabio. Quella esperienza unitaria che diciamo coinvolge anche settori del dissenso cattolico, nelle elezioni del 68 sfocia nella idea di indipendenti di sinistra non solo come singole personalità che si presentino nelle liste del PC, ma come un gruppo politico all'interno delle liste comuniste, dotato però di una propria fisionomia e di una propria autonomia. E poi ancora l'appoggio alla Primavera di Praga, alla linea di Dubček come appunto tentativo di via democratica al socialismo, e quindi la condanna dell'intervento del patto di Varsavia in Cecoslovacchia. Sono tutti elementi, diciamo, di originalità e anche di innovazione durante la leadership di Longo, che connotano fortemente la sua segreteria. Sono anche gli anni in cui va avanti in Italia l'esperienza del centrosinistra, e qui invece c'è forse una maggiore continuità con il periodo di Togliatti, ossia il PC tallona il centrosinistra con una serie di proposte sul terreno delle riforme, presentando delle proprie proposte di legge sulla sanità, sul collocamento, sulla casa, sulla previdenza. È però interessante che la caratteristica delle proposte ispirate appunto da Longo e presentate dal PC in quegli anni, la caratteristica è quella di tentare non solo di costruire un moderno Stato sociale in Italia, ma anche di spostare ancora una volta i rapporti di forza sul terreno democratico e sociale, e quindi costruendo momenti di autogoverno dei lavoratori nei gangli vitali della società, appunto il collocamento, la previdenza, la sanità, gli apparati formativi, l'industria pubblica. In tutti questi luoghi, nelle proposte di legge che il PC presenta in quegli anni, c'è sempre l'idea di un protagonismo dei lavoratori organizzati, quindi dei lavoratori e dei loro sindacati, nel gestire questi luoghi che sono appunto dei gangli vitali nella vita della società e dello Stato. Quali sono i compiti nuovi per le forze di sinistra di fronte alla nuova situazione politica aperta dalle elezioni del 19 maggio? Per definire questi compiti occorre avere ben presente tutta la portata e le conseguenze della nuova situazione politica creata dall'avanzata del Partito Comunista Italiano e delle Sinistre Unite. Il voto ha segnato non soltanto la sconfitta elettorale del Partito Socialista Unificato, ma ha anche colpito la coalizione stessa di centro-sinistra, la sua formula e la sua politica. Per cui questa coalizione non ha più né l'autorità politica né l'autorità morale per dirigere il Paese. Il compito di tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche,
È perciò quello, in questo momento, di operare per far saltare i vecchi schemi con i quali i dirigenti della Democrazia Cristiana e altri esponenti dei partiti del centro-sinistra si illudono ancora di poter imprigionare il Paese. La leadership di Longo dura fino al 72, anche se già nel 69 con Berlinguer vice segretario in qualche modo inizia una condirezione del partito, e quando poi Longo ne lascia la guida e diventa appunto presidente del PC con Berlinguer segretario, anche lì il suo impegno continua, un impegno anche critico, potremmo dire. Sappiamo per esempio che Longo aveva delle riserve sulla politica del compromesso storico, non solo per quello che riguardava la formula, che non gli parve mai una formula felice, ma anche per quanto riguardava la sostanza. Non perché Longo non ritenesse giusto cercare di ricostruire l'alleanza tra le forze che avevano scritto la Costituzione, tra le grandi forze popolari costituenti, quindi comunisti, socialisti e cattolici, democristiani, e anche le forze naturalmente laiche, ma perché la sua impostazione teneva sempre fermo e prioritario l'asse col Partito Socialista, l'asse unitario a sinistra, per poi andare insieme, i due partiti della sinistra, al dialogo, al confronto con la Democrazia Cristiana. E possiamo pensare che quella impostazione, quindi anche quella sfumatura critica rispetto alla politica berlingueriana, avesse degli elementi anche fondati. Gli ultimi anni della sua vita sono dedicati da Longo, oltre che all'azione politica all'interno del gruppo dirigente, anche a un lavoro potremmo dire di carattere storico e storiografico, alla raccolta di documenti, la pubblicazione di lettere, documenti, per esempio la corrispondenza tra i centri dirigenti del PC durante la Resistenza, o raccolte di articoli suoi sempre relativi al periodo della lotta di liberazione. C'è dunque un contributo di Longo negli ultimi anni anche per in qualche modo fare sì che quella storia, che ormai cominciava a essere lontana, erano passati più di 30 anni, non venisse smarrita, venisse conosciuta dalle nuove generazioni, e quindi nella nuova Italia che si andava costruendo in quegli anni e che negli anni 70 parve possibile anche avere, diciamo, una sua espressione anche a livello di rapporti politici mutati, di governo, anche a livello quindi dello Stato. Ecco, quella nuova Italia non smarrisse quella che Longo chiamava la continuità della Resistenza e con la Resistenza, e quindi in qualche modo riaffermasse quella matrice, anche facendone conoscere tutti gli aspetti e tutti i particolari alle nuove generazioni che quella storia non avevano vissuto. Dunque anche in quest'ultimo impegno di Longo c'è il suo contributo all'Italia democratica, alla sua crescita e al suo consolidamento.